Buonasera a tutti, credo mi sentiate fino in fondo, spero. Grazie per essere qui con noi questa sera, grazie all'organizzazione dell'associazione Boboros, grazie certamente al parroco e alla comunità che ci ospitano e a tutte le autorità che hanno concorso a questa serata. Per noi è un onore essere qui questa sera per inaugurare la prima serata della prima stagione di questo festival rustico dedicato alla memoria di Don Gilberto Pressacco, che fu il nostro fondatore. E è importante anche questo senso del Boboros, che, come vi ha già anticipato Luca De Clara, nella sua forma e nel suo significato costituivano una pietra fondamentale per Don Gilberto nel grande mosaico della liturgia aquileiese. Come vi ha anticipato, Boboros è una cosa strana. È il babau, l'uomo nero. I vecchi minacciavano i bambini capricciosi dicendo «Viot che oclami il Boboros». Ma è anche un luogo, perché pare che la versione più arcaica fosse Timeni tal Boboros, il luogo della paura, del terrore, quel luogo che prende il nome, secondo Don Gilberto, dal Borboros di Platone, la melma, il fango, nel nostro caso il marciume più putrido delle inferior pars inferni, cioè quel luogo dove Dio scagliò suo figlio nel punto più lontano da sé. E nella lunga notte che precede la Pasqua, dove la Chiesa romana tace questo mistero, Aquileia invece proclama proprio che Cristo è sceso laggiù, in questo posto della massima abiezione, probabilmente proprio per esperire, conoscere il peggior senso del peccato mortale umano, farlo proprio, sgravare in noi e così permettersi di liberare l'inferno. E proprio come il Borboros, anche i discanti di Cividale del Friuli costituiscono un punto fondamentale nella grande mappa di questa teologia aquileiese. E questa sera siamo qui proprio per cantare e a parlare e ascoltare di discanti. Iniziamo a dare una definizione. Che cos'è un discanto? Possiamo vederlo come il primo tentativo di evolvere quello che era il modo attuale allora di cantare, cioè la monodia liturgica. Il nome scientifico dei discanti è Cantus Planus Binatim o polifonie semplici. E in effetti si tratta proprio di semplici melodie che vengono sovrapposte cercando in qualche modo di farle incastrare al di sopra di brani musicali già noti, già esistenti. È un fenomeno musicale che si sviluppa circa poco prima del XIII secolo in area germanica e da lì si estende subito a macchia d'olio fino a raggiungere naturalmente anche le nostre terre patriarcali. Perché sono così importanti questi discanti di Cividale, tanto che vengono definiti un unicum? Per diversi motivi, tutti estremamente validi. Primo, la quantità. Stiamo parlando di ben 12 brani che, se visti alla luce anche di altri corpora, sono un numero decisamente importante. La specificità. Pensate che ben 4 di questi brani a tutt'oggi sono ritenuti unici di Cividale, cioè sono nati, sono stati scritti e composti a Cividale per l'uso
nella collegiata locale. La consuetudine, pensate che questi brani sono stati registrati su ben 10 codici differenti e addirittura uno, quello che si chiama il manuale del maestro di coro, li raggruppa tutti in un'apposita sezione. Infine, non da meno, la persistenza. Ci sono documenti che testimoniano l'utilizzo normale, usuale di almeno uno di questi brani fino agli anni 60 dello scorso secolo, quindi fino al 1960. Veniamo ai primi due discanti che vi proponiamo. Sono entrambi per il tempo di Natale. Ad Cantum Laetitia si cantava ai vespri della vigilia. La sua struttura musicale ci porta a ritenere che sia un brano di nuova composizione e, come vi sono già stati presentati in questa serata, ci accompagnano agli strumenti musicali antichi Elena Modena e Ilario Gregoletto per il Centro Studi Claviere di Vittorio Veneto e un po' agli strumenti e alla voce Lisa Frizzero. Il brano successivo, Missus Abarce, è uno dei brani più complessi che vi presentiamo questa sera. Bisogna ricordare che i discanti non erano dei brani nati per essere eseguiti da soli, ma facevano parte di una cornice liturgica, erano inseriti in riti liturgici che generalmente afferivano a dei tempi forti come l'Avvento, il Natale, la Pasqua e le Pentecoste. Ecco, questo brano presenta tutta una cornice liturgica che contiene la polifonia. Per riuscire a ricostruirla ci siamo dovuti rivolgere ad altri codici rispetto a quel manuale del maestro di coro che vi ho citato prima, perché solo negli altri codici è indicata la parte liturgica che vi sta intorno. La cosa molto interessante di questo brano è che è indicato molto chiaramente come doveva essere eseguito. Nel senso, non è affidato solo al gruppo principale della scuola, ma ci sono anche tutta una serie di gruppi più piccoli di corari che sono dislocati in diverse zone dello spazio sacro. Questo offre innanzitutto una spazializzazione sonora, ma introduce anche una specie di forma drammaturgica che poi via via evolverà verso quei capolavori di poco più tardi che sono i drammi sacri, come ad esempio il Planctus Maria. Anche noi questa sera cercheremo di darvi un po' l'idea di questa spazializzazione sonora. Non va dimenticato che anche questo Missus Abarce è un brano tra quelli unici nei discanti di Cividale.
brano che ha suggerito il titolo del nostro CD. È il Submersus Jacet Pharao, che sentirete come insistentemente nel testo lungo le strofe ripete l'invito a canere cum modulo, e ne parliamo tra poco. Anche questo è un discanto unico di Cividale. Veniva cantato nei secondi vespri per la Pasqua. È quello di cui vi dicevo prima, che ci sono tracce documentarie del suo utilizzo in età moderna. Pensate che in un carteggio della seconda metà dell'Ottocento tra il musicologo francese Coussemaker e il nostro musicista Giovan Battista Candotti, quest'ultimo sottolineava l'utilizzo di questo brano all'interno di una particolare forma rituale della liturgia di Pasqua a Cividale. Ma ci sono dei documenti che in qualche modo spingono in avanti di almeno un altro secolo le testimonianze di un utilizzo consueto di questo brano. Diventa qui però interessante la questione del modulo. Era la fine dell'agosto del 1980, al termine del primo convegno internazionale di studi fortemente voluto da Don Gilberto proprio a Cividale, per fare un po' il punto della situazione sullo stato degli studi riguardo alle polifonie aquileiesi e europee. Al termine di questo convegno, di questa 3 giorni, Pressacco eseguì con il coro Candotti tutti e 12 discanti, però in una forma a sé stante, e fece eseguire questo Submersus in una forma allora direi gregoriana, quindi diciamo ritmicamente rilassata. Furono gli studi successivi che gli permisero di giustapporre il concetto di modulum, che già era presente nella trattatistica medievale relativamente a questioni di ritmo, dicevo di mettere vicino il modulum con il testo di questo discanto. Il discanto parla del felice esito per gli ebrei del passaggio del Mar Rosso, così come viene descritto proprio in Esodo capitolo 15, versetto 20. E allora Maria o Miriam, profetessa, sorella di Aronne, prese il tamburello e dietro a lei uscirono le donne con tamburelli e con danze. Non possiamo ricordare qui, in questo contesto, quali furono gli studi che permisero a Pressacco di unire in una specie di filo continuo gli ebrei dell'Esodo, gli Esseni, i terapeuti di Alessandria d'Egitto per arrivare fino ad Aquileia. Basterà però ricordare che da quella volta Don Gilberto eseguirà sempre questo discanto a ritmo del tamburello. Il Submersus per la Pasqua, così come il successivo Amor Patris et Filii per la Pentecoste, sono entrambi dei troppi al Benedicamus Domino, come la maggior parte dei nostri discanti. Il Benedicamus Domino è un versicolo liturgico che si usa al termine di alcune liturgie dell'ufficio e nelle messe penitenziali al posto dell'ite missa est, quindi è una formula di congedo. Il problema qual è? È che il testo del Benedicamus Domino rimane sempre identico a se stesso in qualsiasi solennità lo si reciti. Si sentiva il bisogno di poterlo distinguere in qualche modo rispetto proprio alla festività in cui lo si adoperava. E quale fu la soluzione? Quella di anteporre dei testi caratteristici specifici
per l'appunto i troppi, in questo caso, che servivano a connotare l'utilizzo solenne di questa formula di congedo. Ricordiamo che l'amor patris, quindi il secondo discanto, è nel corpus cividalese la polifonia più lunga in assoluto. E sentirete che si compiace ancora di tutta una serie di dissonanze piuttosto acerbe, ma vi accorgerete anche che sia la struttura che la forma musicale denotano già un alto livello di maturità.
alle polifonie di Monteverdi, Palestrina o Bach. I prossimi 2 brani sono entrambi dedicati alla Vergine. Olivium Convalvium è destinato alla festività dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, che di questo brano esistono pochissime versioni, spesso più tarde e con più voci sovrapposte. Ce n'è una versione a 3 voci alla Biblioteca Medicea Laurenziana a Firenze ed è molto curiosa perché le 3 voci sono quasi sempre in continua dissonanza tra di loro. Il testo si tratta di una invocazione a Maria affinché interceda perché tutti i fedeli possano essere salvati. Il brano successivo, l'Ave Gloriosa Mater Salvatoris, è un brano di composizione relativamente tarda e denota una notevole maturità stilistica. Il testo, sentirete, è una lunga litania alla Vergine e qui è interessante notare come la scansione ritmica del testo poetico non viene assolutamente assecondata dalla struttura musicale. Anche questo ci fa capire come il brano sia di nuova composizione piuttosto tarda. Di questo brano ne esistono invece moltissime versioni per tutta Europa, trasversalmente dalla Francia alla Germania, longitudinalmente dall'Inghilterra fino al testimone spagnolo del codice Las Huelgas.
dedicato appunto a San Nicola. Di questo santo si sviluppò un culto fervente nelle nostre zone attorno al XII secolo, a seguito di una storia abbastanza curiosa su un contenzioso di reliquie provenienti dalla crociata, dalla Turchia, perché i primi, voi sapete che oggi noi lo conosciamo come San Nicola di Bari, perché appunto da quelle popolazioni vennero trafugate la prima parte più grande delle reliquie, ma si narra che dovettero fare in fretta, avessero poco tempo e riuscirono a prendere solo le ossa cosiddette lunghe. I veneziani, che non potevano essere da meno, non potevano rientrare in patria senza avere anche loro altrettante reliquie, andarono a cercare, insomma, con l'aiuto di popolazioni locali che gli dissero: ma guardate che probabilmente il santo in realtà pregava in una cappelletta di fianco e quindi era inumato in un'altra zona. Anche loro, non si sa se per premura o perché misero le mani nella stessa tomba, riuscirono invece a portare a casa solo le ossa corte. E appunto studi di anatomia patologica successivi in qualche modo dimostrarono che tra le reliquie di Bari e quelle di Venezia, che oggi sono conservate a San Nicolò al Lido, effettivamente c'è una combinazione rispetto a un'unica salma. Pensate che era così importante il culto di questo nuovo santo che nel corpus dei discantici vidalesi esistono ben 2 brani dedicati a San Nicola. Il primo, che non vi eseguiamo stasera, racconta del miracolo secondo cui il santo, il corpo del santo, trasudava un olio taumaturgico. Il Nicolai Solemnia che eseguiamo oggi invece racconta del vezzo di San Nicola bambino di succhiare il latte in 2 giorni della settimana, il mercoledì e il venerdì, solamente una volta al giorno, probabilmente col desiderio di non voler affaticare la sua nutrice. Anche di questo brano c'è un'unica corrispondenza e quindi possiamo dire che in qualche modo è un brano praticamente proprio di Cividale. Il successivo Sonet Vox Ecclesiae nasce invece per la solennità del Corpus Domini, che viene istituita religiosamente più o meno nel XIV secolo. E effettivamente anche i codici che registrano questo discanto si possono considerare più o meno coevi. Anche questo discanto, come nel caso della precedente Ave Gloriosa, dimostra un'ampia discordanza tra quella che è la struttura prosodica, metrica del testo e la sua forma ritmica. Iste
terminiamo la nostra serata sui discanti con due sequenze. La sequenza è una forma musicale molto antica, nasce circa attorno al IX secolo, con lo scopo di aggiungere dei testi di nuova composizione ai lunghissimi melismi delle A finali dell'Alleluia. Questo perché? Perché era difficile ricordare tutte queste lunghe sequenze di note così da sole. Diventava molto più semplice se in qualche modo si univano delle sillabe e diventava mnemonicamente tutto più semplice. Nascono così questi nuovi testi, dei quali tra i più importanti teorici e anche tra i più fecondi compositori fu Notker Balbulus, Notkero il Balbuziente, abate di San Gallo del X secolo, che tra l'altro è ritenuto l'autore del primo brano che abbiamo eseguito stasera, il Veni Sancte Spiritus, la sequenza delle Pentecoste. La prima sequenza che vi presentiamo adesso è il Verbum Bonum et Suave, un brano anche questo che ha avuto moltissime versioni con svariate tipologie di polifonia sovrapposta. È molto diffuso in tutta Europa. È una sequenza dedicata alla Madonna e con una notazione sui nostri codici che dice: altrimenti questa successiva da eseguirsi nel tempo di Pasqua. E troviamo subito dietro il Virginis Mariae Laudes, che non è altro che un contrafactum sulla più famosa melodia del Victime Pascali Laudes, che normalmente si canta proprio al giorno di Pasqua. Una cosa notevole da rilevare in quest'ultimo brano, in cui condivideremo il canto con le voci femminili di Elena Modena e Lisa Frizziero, è il tritono che ascolterete si inarca quando il testo della melodia inizia a raccontare delle genti ebraiche che sono addirittura definita la moltitudine malvagia, il popolo dei Cida. Ecco, questo tritono, che è un intervallo inusuale, duro, difficile da intonare, tanto che nella storia era definito il diabolus in musica. Ecco, anche questo intervallo, secondo Don Gilberto Pressacco, era un segno, una spia, un sintomo di una lunga tradizione aquileiese che poi si è portata avanti ed è rimasta come l'accerto più o meno trasparente anche all'interno della più recente musica popolare. Noi non sapremo mai se quella nota che vi accorgerete strana sia semplicemente un errore del copista o se sia voluta. Certamente la suggestione rimane molto forte. Con questo noi vi ringraziamo per averci accompagnati fino qui e ci congediamo da voi con queste ultime due sequenze dedicate a Maria. Suave persone
Redemptum ex magis soli, Gabrieli forti, Regnum Deorum prave corti,